Voglio iniziare in questo modo perché voglio che sappiano i professionisti della sanità di questa regione che c'è la totale stima da parte dell'amministrazione regionale verso il loro lavoro e il loro sacrificio, soprattutto in questi 2 anni di pandemia. Siccome in questa regione, nella sanità, decido tutto io, I cittadini non si meritano menzogne e per questo ho deciso di replicare io a questa mozione. Penso che soprattutto su un diritto fondamentale come il diritto alla salute non si possano prendere in giro i cittadini e continuare a inseguire o cavalcare cose che il giorno dopo semplicemente vengono smentite dalla verità dei fatti. Mentre succedeva tutto questo, ed è successo ininterrottamente per 2 anni, noi abbiamo cercato sempre di approfondire, a capire insieme a quei professionisti che ad alcuni non piacciono, penso un ringraziamento, ho ringraziato la direzione generale, quello del Sazzamaro, i direttori centrali, penso al professor Barbone che ci ha dato una mano importante in tutta l'analisi dei dati e cercare quali risposte dare nei momenti di difficoltà. Ogni giorno vediamo i nostri operatori sanitari che diventano positivi, ma non dentro l'ospedale, ma fuori dall'ospedale. Quando io vedo un dirigente e non vedo i politici, ho sempre qualche sensazione, perché io avevo chiesto a Riccardi di collegarsi, che è il vicepresidente della Regione Friuli, e trovo lei. Ora, a me va bene tutto, però siccome c'è una variante importante politica, ecco, per carità, non se la prenda se io mi arrabbio con lei. Quante mascherine sono state sequestrate nella sua regione? Dunque, a fronte di una fornitura di circa 21 milioni di mascherine del 2020, a gennaio la Guardia di Finanza di Gorizia, come lei ha citato, ha sequestrato circa 1,5 milioni di mascherine. Si può dire che non erano buone? Che non erano a norma? Non erano a norma. Vabbè. Cioè allora, non si potevano mettere sulla bocca e sul naso di un medico o di un operatore sanitario, questo è il punto, cioè perché uno non erano a norma, queste erano mascherine fallate, che venivano messe sulle bocche dei medici e degli infermieri che sono andati a intubare le persone. Non a caso, e noi come sapete siamo una delle regioni più performanti da questo punto di vista, non il bollettino privato del presidente Federico o del vicepresidente Riccardi. Quasi una persona su 10 morta per Covid in Italia è deceduta in Friuli Venezia Giulia. Il 10% è una percentuale molto alta se si pensa che la nostra regione ha appena il 2% della popolazione nazionale. Come tasso di letalità del virus, ovvero i decessi sul totale dei soggetti ammalati, siamo al 5° posto in Italia, ben oltre la media nazionale. Sorprende anche il dato sulla mortalità per milione di abitanti. La media regionale dell'ultima settimana è tripla rispetto a quella del resto del paese. Quella di Trieste è addirittura 8 volte quella nazionale. E vede, il Friuli Venezia Giulia, tra tutte le regioni italiane, ha l'indice di affidabilità del dato di mortalità Covid del Friuli Venezia Giulia è quello col minore effetto di errore. E le garantisco che lo stesso numero si può dire in maniera 3 volte diversa in funzione da che parte lo leggi e come la interpreti. Quando si dice che siamo mancati di trasparenza, quando si insinua il sospetto che abbiamo taroccato i dati, cioè quando la partita è non mi dai i numeri, io sono molto contento che la Procura della Repubblica apri fascicoli per andare a vedere le cose che sono successe. Oltretutto voglio ricordare, e lo ringrazio per questo, che insieme al Presidente della Commissione Moras c'è stato un grande lavoro della Commissione Salute, anche dentro la pandemia. E il Vicepresidente Riccardi, gli ho chiesto proprio alla direzione che mi facesse un riassunto un attimo di tutte le varie richieste evase. Ma il Friuli? Andiamo nel Friuli? Friuli, prima regione a diventare zona gialla a novembre, ebbene doveva fare 140 posti letto un anno fa, saldi stanziati, finanziati, doveva farli, se li avesse fatti forse non sarebbe entrato in zona gialla, e invece quanti ne ha fatti? 5 di 145, e poi rompono le balle col Green Pass,
Non solo, gli ispettori ministeriali hanno accertato che sui 120 posti dichiarati a inizio pandemia, la Regione ha barato 8 erano posti in pronto soccorso spacciati per terapie intensive. Abbiamo provato più volte a contattare l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, ma non ci ha mai risposto. Allora abbiamo provato a contattarlo via mail, ma anche qui nessuna risposta. Non è ancora stato fatto nulla di quello che doveva essere fatto addirittura da maggio del 2020 e questa è una situazione drammatica. Noi cittadini siamo sempre ligi a tutto quello che ci viene imposto di fare. In realtà chi ci impone determinati obblighi sono gli stessi che a quegli obblighi a cui loro dovrebbero essere sottoposti non adempiono. Speculare su questo e dire ai cittadini di questa regione che l'amministrazione regionale non vuole garantire i diritti alla salute perché non prende il personale, non assume e non dà risposta alla salute è una menzogna. Quando si accusa la giunta regionale di mettere sotto il tappeto le cose, si fa un'affermazione grave. Io voglio entrare nel merito. Ho iniziato volendo sottolineare la solidarietà al vicepresidente Riccardo. Non è una solidarietà formale, ma una solidarietà prima di tutto per ringraziarlo dell'importante lavoro che ha svolto in questi anni, prezioso soprattutto in un momento difficile per la Regione. E proprio per questa voglia di andare avanti, ancora più motivato da questa mozione di oggi, io ribadisco con ancora più forza, a seguito dell'atto odierno, la mia volontà di ricandidarmi alle prossime elezioni, proprio per portare avanti l'importante lavoro che abbiamo fatto insieme. E su questo chiederò ovviamente la fiducia dei cittadini. Grazie.